In Friul, a Soreli Ieva di Udin, si chiate a essi l'antica città chiamata Cividat. Cividat le fondarono i Romans come Castrum, a metà del secondo secolo prima di Cristo. Castrum è un insediamento militare romano fatto per difendere l'impero dai barbari. In seguito, con Giulio Cesare, il Castrum è diventato forum, vale a dire marciato. Col marciato, Cividat era diventata una città. Allora riconosciuta come la città di Giulio, si chiama Forum Iulii, termine che di seguito al dei non ha tutto il territorio che è diventato Friuli, per Furlan Friul. Dal 568 le Pannonie arrivarono i Langobards e il Sore al fase diventare Cividat, il primo ducato in Italia, e lo battia Civitate Austrie, come di città austriache, città mettude a Oriente. In seguito, il patriarcato di Aquilea alle piardint potere e autorità e dal 737 al spostare a Cividat la sua sede per pararsi da invasioni bizantine, ma dal 775 i Langobards a venire imbattuti dai Franks. Il patriarcato di Aquilea, col passare dagli anni, è diventato sempre più forte e potente, tanto di fondare, ai 3 di aprile del 1077, il Stato patriarcale chiamato la Patria del Friuli. Età di Miez, il patriarcato di Aquilea si spostò prima a Cormons, poi a Cividat, dove che resta per lungo tempo il massimo centro politico e economico del Friuli. A Cividat il patriarcato arriva a Gioldi il massimo delle sue potenze, tanto di fa fronte anche a pretese de città di Udin. Il patriarca a Cividat arrivava a grande popolarità. Di fatto, anche Movue, con la grande cerimonia de messe dal Spadon, ai 6 di Zenar, di de Befanie, alven riguardato il patriarca Marco IV, quando che dal 1366 al chiapà possesso di Cividat, entrando trionfalmente in città tra il giubilo di tutto il popolo. Le cerimonie religiose dal DDV fatte in domo, il dean dal capitolo al consegne al patriarca una spada. Il patriarca, che rappresenta la massima autorità religiosa, all'impugna la spada e con ie al benedis plui voltis autoritas e popolo, tanto che segnal anche di massime autorità temporale. Dal 1419, quando Vignesi e decidè di invadere il Friuli, magari cucinò Cividat e fu la prima a mettersi insieme. Dal corso del 1400 la città fece fronte a un'invasione turca e dal 1500, anche se per poco tempo, e venne conquistata dagli Alemans. Dal 1697, col trattato di Cianfuarmit, Cividal è diventata austriaca, passando con gli Habsburgs, e dal 1266 è tornata agli italiane. Intanto delle prime guerre mondiali, Cividat fu bombardata e conquistata dagli austriaci, ma dal 1918 è tornata con l'Italia. La seconda guerra mondiale, Cividat fu tormentata dai fasi di resistenza partigiane e delle guerre di liberazione. Questa è la storia di Cividat, che è doveroso conoscere, ma i corsisti di lingue e culture furlanis de Ute di San Giorgio di Noiar hanno voluto approfondire che è l'aspetto anche molto più interessante, vale a dire la invasione dai Langobards. La classe quasi al completo allora ha voluto visitare il museo archeologico passando un ad un i vari scomparsi storici insieme a Barbara, la nostra guida,
che ha rinfrescato la storia dei Langobards a tutte le compagnie. Als je sta San Juan, voi mi va bene o so i cadoni, insomma. E illustrato le vitrines del museo che ha mostrato in tutte la loro preziosità. I Langobards hanno invaduto il Friuli, ma lo hanno anche insiorato di opere artistiche uniche. Non manco l'interessante è anche l'aspetto socio-culturale delle lingue furlane, che è stata rinforzata proprio a grazie delle lunghe permanenze dei Langobards in Friuli. Anche la visita dal Templut Langobard è sommettuta a studi archeologici. Un tempo forse già aule dal Gastalt Langobard o oratori des Muinis di Santa Maria in Val è stato un momento magico dove ho vinto ammirato e rimirato i bei freschi dal soffitto. Magari capivi di più, che invece cadentri e veniva in destra e anche sulle sinistre, se le cortaggi sono 12. Forse di agosto, sì, forse, però dopo là è il problema del terrenoso, E te sparez li preziosissimi sculturi di ete langobarde. Si vede anche un uomo, grazie ad esempio, di colore, si vede anche se gli esempi da rose, sono tutti da rose, da agnese, in anche che sono statue. Bielis anche gli antichi poltroni di legno intarsiati dal coro dall'oratori al DDV in restauro. Biele la Plaza del Domo. Biele il domo stesso, dove in place e spicca la statua di Giulio, simbolo de citate dal Friuli. Biele il Puin dal Diavolo. Bielissims i cantons squinduz e i vicui che nos mostra la città. Biele anche la storia dal ristorante al monastero, il locale che nos ospite a gustà, storie che nos le ha contate la titolare stessa. Dal nome si può capire che dal ristorante al monastero una volta, forse dal 1600, esisteva una confraternite che ospitava i pellegrini di passati per civiltà. I parents di Cumò lo hanno capito dai murs, ma soprattutto dal claustri che si può ammirare da corti interne. Poi dopo, fin dal 1930, questo locale era diventato un'osteria, si chiamava Osteria alla Speranza. In che volte frequentava il locale anche un minuto, piccolo, e a compitor, che per un piatto di minestre appitturava chiasis e ostaris. Vecchi li so spituris che anche muove a insiore in una parte del ristorante.
nostra compagnia e è contente. E contento sono anche io che ho condotto l'iniziativa. Ostin onorando la mense, de maniera dovuta anche se il buon vin o si incostret dome a cercarlo, per via del viaggio, bande case, dove che ho si arrivato sans e salvs, prima da scur. Un monumento che il poco tempo a disposizione non us ha permesso di vedere è il misterioso ipogeu celtic, che ho la ringa visitarlo in un altro momento, ma che chi lo mostri perché ha il merito di essere conosciuto. L'ipogeu celtic di civiltà consiste in una serie di ambienti sotterranei, schiavati e piere. L'ipogeu si sviluppa in più livelli e diramazioni. Gli studiosi non sanno con precisione ciò che aliere o ciò che al servive. Qualcuno ipotizza un ambiente funerario celtic, ma altri si ritengono che l'ipogeu sia stato doprato dai Romans o dai Langobards, tanto che presons. Una gita culturale proficue che ho ripeteremo ogni anno visitando questi storici e antichi, che non si renderanno più savis, ma soprattutto più consapevoli che il nostro Friuli in fatto di storie al può competere anche con Roma. Mi fermi qui, pandint un augurale arriviodisi al prossimo anno, dal corso di Furlande Ute, là che duci insieme o la ringa a visitare altri posti pieni di storie e di bielein.